Se non c'è la ripresa, se non si spendono i soldi a partire da quelli europei che non riusciamo a spendere nelle regioni meridionali, una percentuale, io dico criminale, quando ci sono dei sindaci che invece cercano di portare avanti le iniziative, perché noi dobbiamo tagliare negli appalti la corruzione, non le opere infrastrutturali che servono per il Paese e in particolare per il Mezzogiorno. Non si può fare occupazione solo per decreto, anzi non se ne fa, si fa con gli investimenti e si fa partendo dalla realtà locale, si fa dando fiducia a quelle amministrazioni che spendono i soldi per cui sono state proposte. Il governo sta pensando ancora ad altro, noi continuiamo a dire che questo è l'anno dei contratti, l'anno di ridare potere d'acquisto ai lavoratori e ai pensionati, perché il 75% delle aziende che lavorano nel nostro paese lavorano per il mercato interno e se non ci sono i soldi per comprare i prodotti che noi stessi produciamo non c'è speranza di ripresa. Catania era la Milano del Sud, oggi Milano è diventata la Catania del Nord, ma Catania dobbiamo rimetterla in sesto per diventare ancora più significativo il potere economico, sociale e occupazionale che questa realtà nella regione Sicilia ha. Grazie.